Giorno 18. Ipotermia, portami via, è freddissimo. Non sto scherzando, ho freddo né so capello nella tenda e sono vestito, quindi ho paura a uscire fuori. Tra l'altro i vestiti di ieri sono ancora umidi, mi sa, perché non c'è il sole. E... Fa freddissimo. Sono corso a mettere la giacca che è ancora umida, però la posso indossare, e i pantaloni. Però le scarpe sono bagnate, porco cane. Ok, sono le 8:20 e sono riuscito finalmente a sbaraccare tutto quanto. Adesso avrei la tentazione di scendere e di andare al caldo nel bar, ma visto che sono qua dietro facciamo comunque un salto a vedere i laghi. Se non altro le scarpe non sono zuppe come mi aspettavo, però sono molto umide e ghiacciate. Vediamo se camminando migliora. Ma è come ieri, il tempo è praticamente lo stesso. Vabbè, andiamo giù. E c'è la marmotta che mi fischia. È entrato nella tana. Certo che anche qui niente aganis proprio. Saranno rintanate nelle loro grotte con sto tempo. E non abbiamo molte occasioni ancora per trovarle. Mancano 3 laghi. L'obiettivo di oggi è Fornia Voltri, giù, e poi Lago Volaia. Cappuccino! Ho scoperto che tra il lago Volaia e il lago di Bordaglia c'è un percorso, quindi volendo possiamo farlo tutto di fila questo pomeriggio, sempre sperando che il tempo regga. Se no lo facciamo sotto la pioggia, beh, cosa pensate? E si parte da Collinetta, però alla faccia della collinetta è quasi luna e non l'ho ancora raggiunta. Collina, il paese dei cappucci, preferivo i cappuccini. Dobbiamo fare un passo che si trova a 1955 metri di altitudine e poi tutto un giro per raggiungere il Bordaglia. Rifugio Tolazzi, 1500 metri. Conosciuto sto posto. Al rifugio mi hanno sconsigliato vivamente di fare tutto il giro perché sarebbero 5 ore di andata e 5 di ritorno, non 5 in totale. Quindi andiamo solo a vedere il Volaia, che ho scoperto essere considerato austriaco, non friulano. Quindi vabbè, oggi va così. Se non altro abbiamo la possibilità di vedere le crivapete, che sono la versione austriaca delle aganis. Speriamo di no, quelle sono molto più cattive. Non so se è perché non ho mangiato o è la fatica pregressa, ma questo sentiero mi sta ammazzando. Il lago dovrebbe essere subito lì dietro, però mangiamo qua perché mi hanno detto che nella vallata del lago c'è un sacco di vento e di freddo. E dato che sono sudato è meglio se mi asciugo qui al sole. Panino, ovviamente. E vista. E adesso, cercando di non sudare, raggiungiamo finalmente il lago.
non potete dire che non vi ho mostrato il lago Volaia. Ve l'ho mostrato in tutte le salse. Abbiamo beccato anche le marmotte. Adesso scendiamo e vediamo cosa fare. E ancora una volta direi che non ha senso mostrarvi tutto il percorso a ritroso. Quindi ci vediamo a Forniavoltri. Eccoci! Salutate Forniavoltri! E voi direte, ma è il lago di Bordaglia? Vedrete domani, c'è una sorpresa. Adesso sono le 6 di pomeriggio e direi che per oggi basta dislivelli. Quindi scendiamo un po' e appena troviamo un posto riparato mettiamo la tenda e ci rilassiamo. Vai, ho trovato uno spiazzo di erba tagliata. Non è facilissimo trovare posti dove mettere la tenda se non si conosce la zona. Avrei preferito uno spiazzo in un boschetto, così avrei potuto accendere un fuoco. Ma vabbè, ci accontentiamo. Giorno 19, stanotte ho dormito bene, però ho messo la tenda vicino a un formicaio.